Buonasera a tutti e benvenuti a Management Tips, il podcast che racconta le storie personali e professionali di imprenditori e manager italiani di successo. Io sono Andrea Podda. Ciao, io sono Giada Melis, insieme ad Andrea abbiamo fondato la Mabenco nel 2016 e siamo anche soci di OSM, Open Source Management. Abbiamo iniziato questo podcast pensando che avremmo incontrato tante persone del panorama sardo e non solo importanti per i ruoli professionali. In realtà ci siamo resi conto, Andrea, che abbiamo sempre ospiti che poi in realtà vi facciamo apprezzare soprattutto dal lato umano. Vero. Non farà eccezione l'ospite di oggi. Infatti abbiamo il piacere e la fortuna di avere qui con noi Marco Petterle, direttore generale della cooperativa produttori di Arborea. Benvenuto a Marco. Grazie Benvenuto. per questo invito. Grazie a te, grazie mille. Allora Marco, qui Sì. la puntata inizia sempre con l'ospite che si presenta. Ci piace raccontare un po' di te, insomma, Bene. della tua carriera, della tua vita, tutto quello che ti va di raccontarci. Ma sì, intanto parto con l'età, ho 53 anni, sono nato, come si suol dire, usiamo un po' lo slogan di qualche nostra referenza, nato e allevato in Sardegna, quindi insomma Nel tuo caso ci sta, no? ad Arborea, esatto. Provengo da una famiglia di contadini dove da parte del papà, insomma, gestivamo un'azienda orticola, oggi trasformata in vivaio Petterle. Da parte invece della mamma un'azienda di allevamento vacche da latte, insomma, di bacino. Beh, diciamo che nella mia sfortuna ho cercato di cogliere le mie fortune perché, a 12 anni ho perso il papà, quindi, si matura tutto un percorso abbastanza, come dire, diverso rispetto a una vita Certo. così di spensieratezza, e quindi, insomma ci siamo trovati con mia mamma e 2 fratelli più piccoli a in qualche modo andare avanti, e da lì insomma ho lavorato tanto, abbiamo lavorato tanto, e questo mi ha aiutato anche oggi nella vita, diciamo, professionale, perché comunque sia, insomma, ho una piena conoscenza della materia a cui mi trovo, insomma, quotidianamente a, dover, insomma, dirigere. Cosa dire, ho avuto poi la fortuna di impegnarmi anche negli studi, quindi ho conseguito il diploma di ragioniere, poi mi sono iscritto in agraria, dove ho conseguito la laurea in agraria, e oggi sono anche agronomo, iscritto. E poi da lì abbiamo iniziato tutta la carriera un po' anche da agronomo, fino a che nel 2004, insomma, mi hanno in qualche modo lanciato una sfida per andare a dirigere la cooperativa produttori Arborea, che è una delle 3 cooperative del sistema Arborea, insieme a quella 3A Latte Arborea e Banca di Credito Cooperativo. E niente, quindi sono in questa società, che per certi versi reputo da una parte mamma, da una parte figlia, perché da una parte insomma mi dà la possibilità di crescere, mi ha dato la possibilità di crescere, ancora oggi mi dà la possibilità di crescere, di quindi avere quindi la possibilità di mantenere la famiglia, insomma, e tante altre cose come una mamma. Dopodiché devo pensare anche a come fosse una figlia, farla crescere Certo. e in qualche modo a svilupparla. Quindi insomma in questa duplice veste Bellissimo, tra oggi l'altro, questo parallelismo. insomma sono dentro qui ormai da 24 anni, dove insomma ho la fortuna di avere un ambiente anche abbastanza, se per molti versi difficile, però ha a che fare con tanti soci e tanti collaboratori che, insomma, mi aiutano in questo percorso, e penso che i risultati oggi possiamo, insomma, ritenerci abbastanza soddisfatti, anche se, siamo solo all'inizio, abbiamo ancora tanta strada da percorrere, insomma. Complimenti, Complimenti complimenti. per Grazie. tutto. Ci dai anche 2 numeri di produttori arboreo oggi, giusto? Produttori Arborea intanto è una riconosciuta, a circa 300 soci. Nell'ultimo periodo, nella politica di espansione, di coinvolgimento di altri, diciamo, del mondo agricolo, allevatori, foragicoltori, orticoltori, l'obiettivo nostro è quello di in qualche modo far sempre più sistema.
quindi contiamo circa 300 soci, di cui negli ultimi 3-4 mesi ne sono entrati una cinquantina. Abbiamo un fatturato all'anno scorso di circa 92 milioni di euro, in crescita del 15% ogni anno. E siamo organizzazione produttori carne bovina, organizzazione produttori ortofrutta e organizzazione produttori patate. E stiamo costituendo l'organizzazione produttori foragicola e anche quella suinicola. Ora, per molti magari del settore organizzazione produttori, che cosa è? Un riconoscimento che insomma l'Unione Europea ha in qualche modo cercato di riconoscere, di dare, di offrire a quella che è l'offerta dei prodotti agricoli, per cercare di aggregare sempre più l'offerta in risposta a quella che è oggi la domanda della grande distribuzione. Quindi significa avere certi numeri di fatturato e di soci, cosa non semplice nel mondo sardo, però abbiamo il vanto insomma di rappresentare 3 OP, 3 filiere, e poi ci aggiungo anche quella della filiera del latte vaccino, perché comunque sia insomma la proprietà della cooperativa produttori arborea è la stessa della 3A per grandi percentuali. Sono praticamente l'85% gli stessi soci, che sono i soci comunque anche della banca di credito cooperativo. Quindi è interessante questo sistema, questo modello che si è creato ad Arborea, ed è un modello creato. Noi abbiamo fatto 71 anni l'anno scorso, quest'anno li compierà 70 la 3A, e fra 15 anni li compierà anche la banca di credito cooperativo. Interessante perché comunque sia in questo mercato sempre più globale, sempre più frenetico, con rapidi cambiamenti e scenari, questo modello insomma rappresenta un modello assolutissimamente molto efficiente, che dà delle risposte molto importanti e delle opportunità a chi ne entra a far parte. Quindi insomma il concetto di Complimenti. sistema è fondamentale. Assolutamente. Siete davvero un'eccellenza. Sì, Grazie, esempio, a noi piace raccontare che in Sardegna spesso non abbiamo niente di meno, no? A volte ci descriviamo un po' male, sì. invece anche l'esempio che sta portando Marco racconta proprio il contrario, ecco. Inizia tu, Andrea, che curiosità hai da Allora, chiedergli? prima di passare ad aspetti legati a aspetti professionali, al mercato, quello che mi incuriosisce è appunto quello che eri tu, Marco, da piccolo. Cioè, quali sono le tue caratteristiche, quelle che ti riconosci anche guardandoti alle spalle? Hai raccontato già un pezzo di storia sicuramente non facile, avendo perso tuo papà da piccolo. Quali erano le tue caratteristiche da ragazzo? Ma diciamo che vengo da insomma un po' come tutti i ragazzi di Arborea, insomma, avviati subito Okay. al lavoro agricolo, dove è una "trappola" tra virgolette, perché poi star seduti in una sedia e studiare diventa sempre un po' noioso, complicato, ecco. Però questa è una grande formazione diciamo che professionale, e poi abbinata al discorso degli studi, insomma, completa un po' anche quella che è la maturità dell'individuo in generale. Da piccolo ero molto, molto timido, obbedivo senza tante, Poi tu eri il diciamo grande. sì, ero il grande, ero anche il grande, quindi insomma, molto abbastanza introverso, con pochi vizi, insomma, non ho avuto mai, cioè non ho ancora ricordi di non lo so, di magari riprese da parte di mia mamma piuttosto che da mio padre o da altri, ecco. Quindi fondamentalmente Neanche un pochi po'. pensieri, ecco, Sì, dai. vabbè, Mentre i tuoi fratelli cerchiamo di invece no, lo stesso, lo so, com'erano? Anche devo loro? dire, devo dire che comunque sia anche dal punto di vista, diciamo, familiare, ci siamo sempre fatti forza l'un con l'altro, seguendo tutti il discorso del lavoro e dello studio, tant'è vero che anche gli altri 2 sono laureati, insomma, sia Bravi, Luca dai. che Matteo, ovviamente anche lui forse è quello più predisposto anche allo studio. Lui si è laureato anche alla Bocconi a Milano, quindi lavora lì, quindi fondamentalmente insomma ci siamo sempre rimboccati le maniche senza tante diciamo pretese o tanti grilli per la testa, e siamo andati avanti, insomma, ecco,
questo un po' è anche una fortuna per certi Certo. versi, perché spesso insomma si sentono tante lamentele sui ragazzi che oggi sono troppo, però effettivamente vanno anche compresi un po' questi contesti Certo. sociali dove vengono traghettati, e quindi non gli si può dare neanche più di tanta colpa, se non quella di in qualche modo dargli delle possibilità, delle opportunità che diverse, che una volta noi comunque avevamo, perché prima anche all'età di 14, 15, 16 anni si poteva andare a lavorare. Oggi andare a lavorare per Certo. guadagnarsi una paghetta è un qualcosa di Certo. È che se complesso. dobbiamo fare legalmente è stracomplesso, con Chiaro. È grandi vero, è responsabilità. vero. Quindi, voglio Hanno dire, portato avanti mi ha l'età in cui riusciamo a trasferire la mi ha messo in responsabilità. difficoltà, non insomma, l'anno scorso mio figlio che voleva andare da qualche parte a guadagnarsi qualche soldo, Quanti anni eh, ha tuo figlio? 15 anni, 15 anni. Quindi la difficoltà è sì, da chi ti porto, È perché vero, poi verissimo. Certo. fondamentalmente ormai non ci si può più pensare di: "Vieni, aiutami a raccogliere l'uva o le fragole", Sì, sì, o è vero. "aiutami a", perché insomma i controlli giusti delle autorità per quanto riguarda il discorso del lavoro ci sono sempre più frequenti, più pressanti, solo che ci sono tempi in cui di fatto dico: "Non so, non saprei cosa Certo. proporti o dove portarti". Certo, è vero. Quindi, di fronte a una volontà, da apprezzare e da valorizzare, Bravo. sono stato nella difficoltà di dire: non so cosa fare, non so cosa dirti, mi dispiace, non c'è nessuna possibilità". Come si chiama tuo figlio? Manuel. Manuel mostra curiosità per il settore? Ti Sì, 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 chiede? sì, molto. Questo è Sì, sì, no, importante, molto, vedi? molto. Diciamo che, è abbastanza appassionato del mondo cooperativistico in generale. Dai, mi fa Bene, molto bello. piacere, ecco, che ci sia già la nuova generazione che Sì, fa sì, sì. capolino. Mh. Vedi, mi viene in mente una cosa curiosa da chiederti. Ti sei descritto come un ragazzo molto introverso, magari anche timido. Guarda, poi vedi, in età adulta uno ricopre invece una carica importante, come la ricopri tu oggi, quindi tanto pubblico a cui parlare, tante persone da mettere in ordine, da coordinare. Essere un riferimento. Essere un riferimento per tante persone. Vedi, l'avresti detto da ragazzo, come si è evoluta questa cosa? Forse il senso di responsabilità, Bah, sì, l'obiettivo. beh, sicuramente sì. Poi, certe opportunità bisogna essere anche fortunati nella vita, e io lo sono per certi versi stato, soprattutto perché insomma essere poi chiamato da una cooperativa così importante per un ruolo così, diciamo importante, ci vuole anche una dose di fortuna. È chiaro che la fortuna va aiutata, Certo. perché poi fondamentalmente insomma, il fatto di mostrare, di far vedere insomma certe attitudini, una certa preparazione, questo aiuta anche nella favorire certi percorsi. No, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Pensavo sicuramente a, sviluppare l'azienda di famiglia, per questo che ho fatto anche lo studio di insomma, agronomico, perché ricordo che insomma da noi veniva un professionista, allora si facevano, parecchi ettari di colture orticole, dalle fragole alle insomma tutti i prodotti ortivi minori, poi ci siamo diretti un po' su quello che è il discorso del vivaismo, e lì sostanzialmente veniva sempre a farci una consulenza un agronomo fiorentino, Mh. e Ti quindi piaceva quella figura? l'idea di sì, di un do insomma, di sostituirlo, di fare insomma all'interno nostro un qualcosa senza dover attingere da altre professionisti, la cosa mi stimolò, ecco. Quindi mia madre mi disse: "Vabbè, finito la ragioneria, adesso dimmi tu cosa vuoi fare, se vuoi continuare o se vuoi andare a lavorare". In realtà me lo disse anche alle scuole medie: "Dimmi se vuoi andare a Faceva lavorare sempre o il bivio. o continuare". Io avevo una zia che si stava diplomando in ragioneria, il fatto di essere ragioniere, quindi mi piacque questa cosa e mi iscrissi quindi in ragioneria. Dopodiché, finito il percorso di studi del diploma, mi fece la stessa domanda, e l'idea dell'agronomo, insomma mi piacque molto, e quindi
Mi iscrissi l'ultimo giorno utile all'iscrizione a Sassari perché Ci hai pensato effettivamente fino all'ultimo non minuto. sapevo, no, più che altro non avevo tanti contatti agganci e quindi grazie a un sacerdote che mi trovò una stanza riuscii in qualche modo a iscrivermi l'ultimo giorno utile e andai lì e da lì iniziò il percorso, insomma, ecco. Quindi Bellissimo. Bene, bene, bene. I giovani oggi, sicuramente non vivono un momento, un contesto facile, l'abbiamo detto anche un po' prima per vari motivi. Cosa sta facendo oggi la vostra azienda per anche essere attrattiva nei confronti dei giovani? questa è una bellissima domanda. Purtroppo giovani ce ne sono sempre meno, questo lo dobbiamo purtroppo accertare. Quelli che ci sono li dobbiamo tenere bene stretti. Ma noi fondamentalmente li stiamo sempre più coinvolgendo nelle attività della cooperativa e non solo, perché poi insomma molti hanno questa fortuna comunque di avere un'azienda importante e che con quell'azienda insomma gli aspetta un futuro altrettanto importante di sviluppo. Quindi io penso che insomma, bisogna intanto parlare il dialogo dei giovani e coinvolgerli in quelle che sono anche spesso le scelte, quindi l'arte di saper ascoltare, che poi effettivamente spesso pecchiamo su questo, no? Perché parliamo, 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 però non li ascoltiamo. Quindi cercare in qualche modo di ascoltarli, io penso che sia la ricetta vincente per cercare sempre più di coinvolgerli. Quindi Beh. ascoltarli e in qualche modo renderli partecipi dell'attività che si sta portando avanti. Quindi penso che sia un po' la ricetta, ripeto, per quanto riguarda insomma il loro coinvolgimento. Noi abbiamo un problema, non nascondo nelle nostre aziende, che spesso gli anziani non mollano la presa, e quindi a 70, 80 anni, continuano a trattare gente di 30 anni, che è già anzianotta, Certo, per non più dire più 40 che o adulti, 50, come ne certo. avessero 15. Quindi Okay, il fatto di non, insomma, mollare questa presa è un danno enorme, perché certo, poi, non lo si lascia, in qualche modo, sbagliare, e che la miglior formazione arriva dagli errori, verissimo. non lo si lascia esprimere, perché lui ha una visione di quello che sarà il suo futuro, non lo può avere una persona di 70, 80 anni che ha difficoltà a usare anche un cellulare touchscreen, per dire, e quindi questa è una difficoltà, insomma, un po' del mondo in qualche modo agricolo, sia di allevamento che orticolo che diciamo foragicolo, eccetera, eccetera. Quindi la capacità di ascoltare e di lasciarli proseguire, di lasciarli fare, di lasciarli anche sbagliare. Certo. Questo noi lo stiamo anche cercando di in qualche modo ripetere spesso anche nelle nostre aziende che sono socie nella cooperativa, ma è un elemento non così semplice, molto difficile. Anche perché poi insomma, l'azienda, se riesce a costruire un'organizzazione dietro, ha un suo valore, mi insegnate, anche in futuro. Se è fine a se stessa, la gente che ci lavora, Certo. una volta che Certo. finisce, No, il valore, il terreno, il valore può essere quell'immobile, dopodiché di certo dell'attività si è perso tutto. certo. Quindi Non si crea un'eredità, che è sì, quella delle competenze, esatto, della È vero. conoscenza, della passione, che è quello che dovrebbero trasferire chi magari esatto, invece è un po' più avanti adesso con l'età. Anche esatto. perché immagino che ci sia tanto il tramandare anche il mestiere, un po' come per esempio la tua storia, quindi di padre in figlio, di madre in figlio o comunque in famiglia, e invece probabilmente va proprio fatto un lavoro di educazione anche per attirare dei ragazzi anche che non hanno a che fare col settore, perché magari non hanno avuto un collegamento familiare, però magari hanno questo Sì. richiamo al territorio, la lavorare la terra in Beh, ovviamente il profondo. tutto deve essere anche condito da esperienze intanto anche di formazione, di studi e Certo, soprattutto di viaggi, perché spesso le cose si imparano anche andando a vedere soprattutto altre realtà. Hai ragione. Quindi ecco, se dobbiamo pensare a un nuovo modello, di imprenditore, che non può essere quello che insomma, lo facciamo subito lavorare, lo mettiamo sul trattore piuttosto che attività agricole. Diciamo che deve fare più un po' l'imprenditore, ecco, quindi andranno avanti quelli che riusciranno a fare chiaro. questo tipo di lavoro, ecco, quindi riuscire a organizzare un'azienda nel giusto modo,
facendo lui stesso l'imprenditore e, avvalendosi ovviamente delle figure, di cui uno si va Certo. a in qualche modo a utilizzare, a valersi, perché poi sono loro che costruiscono l'azienda insieme agli imprenditori. Quindi voglio dire, anche nel mondo agricolo questa cosa qui è un po' difficile da far capire e comprendere, e quindi spesso, insomma, si pecca su questo fronte con grossi rischi per il futuro, Certo, fondamentalmente. certo. Molto vero. Hai fatto un po' un estratto anche sulla leadership, se vuoi, quando parli di empatia, di ascolto, di capire Gli veramente, in questo errori. caso, i giovani, soprattutto anche esatto, anche legato agli errori. Qual è la cosa più importante, oltre a quelle che hai già detto, che hai capito sulla leadership e sull'avere un ruolo importante come quello che hai, che è poi di riferimento per gli altri? Nella tua esperienza, cosa hai capito che è importante sul tema della leadership? Ma è importante l'ascolto, il coinvolgimento, son tanti i fattori, delle persone, il fatto comunque anche che l'appagamento degli stessi collaboratori, nelle scelte, io ascolto sempre tutto e tutti, e non dico mai anche l'idea forse più strana o più, diciamo così, assurda che uno possa dire. Perché è meritevole comunque di insomma, di attenzione sulla proposta stessa che ha fatto, perché uno quando propone, ha voglia di crescere, ha voglia di fare. Quindi, cerco di non soffocare mai queste situazioni qua, Importante. e quindi acquisire anche in questo modo un certo tipo di rispetto, perché poi io ho avuto rispetto del tuo, come dire, della tua proposta, la tua idea, Certo, cercheremo in qualche modo di valutarla meglio, quindi insomma, il fatto che uno ascolta, il fatto che uno comunque dà anche i giusti meriti, possa essere sicuramente rappresenta, quello che deve fare un vero leader, ecco, e quindi, in qualche modo attirare l'attenzione, degli altri, dei collaboratori, e far squadra, perché chiaro. poi nel nostro lavoro è assolutamente indispensabile far squadra. Noi, senza i miei collaboratori, insomma la cooperativa, io non sarei quello che sono io, quello che rappresento oggi io, la cooperativa non sarebbe questo. Quindi, voglio dire, il merito siamo in 150, io ne ho un 150esimo. Quindi, Fantastico. come dipendenti, quindi tutti hanno, il proprio, tutti hanno la loro ovviamente dignità, il loro rispetto e il loro ascolto da parte mia, e quindi mi acquisto anche, la fiducia da parte loro, insomma, ecco. Quindi è Certo. una cosa sempre reciproca. Bellissimo. Bellissimo. Molto spesso noi diciamo le persone hanno bisogno di essere viste, di sentirsi viste. Sì, E questo è il grande ruolo poi di chi ha dei ruoli di responsabilità managerialmente parlando. Certo, assolutamente. Sì, 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 condivido, assolutamente. condivido. In questi grandi cambiamenti che si sta attraversando in generale e quindi anche nel vostro settore, com'è che continuate a far a tenere saldi, vicini, abbracciati la tradizione e l'innovazione? No, beh, mah, sono 2 cose che possono andare di pari passo. Non possiamo dimenticare da dove veniamo e cosa siamo. Le tradizioni ci aiutano, e in ogni caso dobbiamo anche pensare a quello che siamo oggi, potremmo diventare domani e dobbiamo diventare domani, perché se no diversamente c'è il rischio anche che perdiamo le tradizioni. E vedi Quindi difficoltà nel sposare l'innovazione? Qual no, è il tuo assolutamente. punto di vista? No, 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 assolutamente non vedo difficoltà, nel senso che, il mondo cambia e cambia, mi insegnate, molto velocissimamente. Per stare al passo con i tempi è necessario innovarsi, se non ci si innova, non si va da nessuna E parte. quelle vecchie Quindi guardie di cui parlavi tu prima, no, come beh, lo ma vedono l'innovazione? no, è un po' più dura fargliela recepire, però alla fine comprendono e capiscono, perché va nel loro stesso Ne vedono i interesse, nel benefici. loro Certo. stesso interesse, voglio dire. Quindi è un percorso tracciato Ne che avrai non di è. aneddoti da No, no, raccontare sì, su sì, questo ne tema. ho tanti, ne ho tanti, ma la questione insomma che, ne va del loro stesso interesse, quindi fondamentalmente non puoi, andare controcorrente. La linea è quella, devi andare in quella direzione.
se vuoi preservare la tua azienda, la tua attività, investire, continuare a progredire, sviluppare. Quindi, insomma, fa parte non solo di innovazione, parliamo di innovazione soprattutto di processo, perché spesso abbiamo sempre fatto così e dobbiamo Eh, continuare a fare così, è quello la si cosa sente più tanto, non solo in sbagliata. questo settore, in È la tanti cosa più settori. sbagliata, sì, sì, ma immagino, è la cosa più sbagliata. E quindi di processo, di prodotto, di produzione, insomma le innovazioni sono tante, ma si recepiscono e chi non le recepisce purtroppo sta indietro e se ne accorge che sta indietro. Quindi insomma, credo che, non ricordando cioè non dimenticando poi chi siamo, le nostre tradizioni, da dove veniamo e cosa abbiamo insomma, da dove appunto proveniamo, si possono combinare tranquillamente andando sicuramente avanti su questo percorso di sviluppo. Assolutamente Assolutamente d'accordo. d'accordo. Secondo te, giusto, faccio una domanda un po' più ampia legata al solo mondo dell'impresa, ma proprio in generale, che coinvolge l'imprenditoria ovviamente questa domanda anche. La Sardegna di cosa avrebbe bisogno per esprimere di più il suo potenziale, dal tuo punto di vista ovviamente? Ma, occorrerebbe innanzitutto una politica, diversa, non di accondiscendenza, ma una politica un po' più imprenditoriale, cosa che hanno fatto in Spagna, in Francia e in tanti altri paesi. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che spesso la politica oggi ragiona più per numero di voti, non tanto per scelte che devono essere portate avanti in una certa direzione e Certo. questo ha creato un disastro. Manca Ehm, una visione insomma molto una spesso. visione, sì, 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 una visione, una continuità, e una orientamento, un percorso che fondamentalmente, insomma, chi oggi fa politica non è a conoscenza perché ahimè, dobbiamo guardare anche guardo soprattutto sull'assessorato dell'agricoltura, ogni anno, 2 anni ci sono delle situazioni di ricambio, no, quindi non si costruisce niente Non c'è in questo continuità. non c'è continuità, non c'è coinvolgimento, ma parlo da qui a 20 anni, ormai ho 25 anni quindi io non insomma, non faccio questioni di destra e sinistra, non me ne frega Sì, sì. niente, però è una cosa che sta mancando da tantissimo tempo. Manca una programmazione, manca un obiettivo, dobbiamo diventare questo. Per diventare questo cosa dobbiamo fare? Chiaro. Noi presentiamo tanti progetti a riguardo, però spesso non troviamo ascolto da questo punto di vista. Ci fermiamo su situazioni di burocratiche o politiche che fondamentalmente, insomma, non portano a costruire uno sviluppo. L'agricoltura ormai viviamo in un'agricoltura assistenziale, altro danno enorme, Mh. che è assistenziale, dipendente dai contributi, che ha in qualche modo, svilito e reso sempre più debole il nostro settore, il nostro mondo. Quindi, quando di fatto accade questo, c'è anche un processo quasi irreversibile e molto pericoloso perché la nostra agricoltura è sempre meno competitiva rispetto agli altri paesi e con una, grande distribuzione, che rappresenta la domanda super organizzata, noi siamo in grossissima difficoltà perché non siamo più competitivi, non siamo Okay. più in grado di soddisfare quelle che sono le esigenze di quello che è la domanda, cioè della grande distribuzione, dei clienti e, insomma, qui sorgono dei problemi veramente, veramente grossi e importanti. Quindi, insomma, si dovrebbe cercare in qualche modo di fare anche a volte delle scelte, tra virgolette, "antipolitiche", che non vadano solo a dare contributi a pioggia, piuttosto che insomma, che indirizzare bene le risorse per poter essere, in qualche modo competitivi e sviluppare la nostra agricoltura, dove ci sono delle opportunità immense, insomma, così come il turismo, anche nell'agricoltura sono opportunità immense, ma purtroppo siamo un po' succubi o vittime di noi stessi, insomma, piccole Certo. aziende che non riescono a stare in piedi, non sviluppano, non costruiscono in ricerca fondamentale,
non costruiscono sul coinvolgimento dei giovani, Certo. sull'università che viene e si analizzano i problemi, si cerca una risposta, insomma modelli Ci vorrebbe una grande che alleanza che tocchi tutti, Sì, esatto, diciamo. esatto. Sì, Però questo insomma siamo molto il vero problema è un po' anche questo l'indirizzo politico degli strumenti che spesso sono in qualche modo svaniscono, vengono ci danno il pesce, non la canna, ecco. Quindi mangi certo, oggi, però domani ho bisogno di un altro pesce. Dammi la certo. possibilità di avere una canna così vado a pescare, Chiaro. ecco, per dire Se può consolarti, una piccola consolazione, stiamo avviando e stiamo trovando anche, diciamo, l'ok per poterlo fare, un percorso imprenditoriale e manageriale adattato alla pubblica amministrazione, partendo dai dirigenti ecco. pubblici e dai sindaci. sì. Avevamo un incontro proprio qualche giorno fa e c'è stato un grande dibattito, ma c'è stata anche la consapevolezza generalizzata che l'unica strada, e l'hai detto tu prima, è proprio importare nel mondo del pubblica amministrazione, della politica, una mentalità un po' più imprenditoriale Sì, per assolutamen gestire e sviluppare il valore che maneggiamo tutti i giorni, che è appunto il nostro territorio, è quello che ha di grande da offrirci, partendo dalle persone che hanno voglia poi di fare la differenza. Quindi è un piccolo input che adesso noi intenderemo portare avanti. Abbiamo già iniziato con la scuola un po' di anni fa, adesso lo faremo anche con la pubblica amministrazione. Cerchiamo di dare il nostro contributo, insomma. assolutamente è una idea molto, molto bella e bellissima e ne abbiamo tanto bisogno di questo. Nella speranza che poi effettivamente questi giochi politici, perché poi spesso siamo, come dicevo prima, vittime di una situazione in cui, si predilige favorire un partito piuttosto che ad un altro, un'alleanza piuttosto che ad un'altra, e spesso ci sono, insomma, ai vertici situazioni in cui di fatto non fanno le scelte giuste, ecco. Chiaro. Quindi la regione o lo stato o il comune, è u comunque un'azienda, quindi come tale deve essere Lo gestita, diciamo sempre. deve essere in Così qualche come la modo scuola, anche della scuola lo perfetto, diciamo. tutelata, deve essere Sì, sviluppata, ma non puoi sviluppare un'azienda se cambi ogni anno, se non hai persone preparate, Esatto. se pensi certo, che certo. devi inserire più una figura piuttosto che un'altra dove insomma, quindi siamo vittime, molto Certo. vittime di questa situazione qua. Noi cerchiamo comunque di, non dipendere un po' da questi fatti, di portare avanti la nostra missione, il nostro per stesse nostre necessità di crescita, Chiaro. di coinvolgere il mondo agricolo regionale perché c'è la necessità di fare il sistema e da lì non si scappa. Hai D'accordissimo. assolutamente ragione. Ti faccio 2 domande. La prima è: qual è la difficoltà maggiore che hai riscontrato in questo ruolo molto importante che ricopri? E qual è, nello stesso tempo un risultato di cui vai fiero che magari appunto non è stato facile manifestare, che però in questi anni sei riuscito a ottenere anche grazie appunto alla cooperazione con gli altri? Ma allora, la cosa più difficile è stata insomma, io svolgo il ruolo di direttore generale, però, bisogna anche un po' come il discorso politico, per carità, c'è anche la politica che è rappresentata dal consiglio di amministrazione, il presidente, insomma, è eletto dai soci, quindi trovare un consenso sulle strategie da portare Certo. avanti Certo. e una fiducia e, far presente che siamo imprenditori, quindi un rischio ce lo dobbiamo assumere anche per gli altri, con tutto quello che ne può conseguire. Quindi la difficoltà maggiore è, però, voglio dire, ho avuto la fortuna, grande fortuna, soprattutto in quest'ultimo, decennio e forse anche di più, sì, parlo degli ultimi 14 anni, insomma, di avere un consiglio di amministrazione è un organo politico, dove fondamentalmente tutto ciò che abbiamo proposto in qualche modo ce lo hanno accettato, ovviamente presentato con gli opportuni strumenti di business plan, Certo. diciamo finanziari, economici, eccetera, eccetera. E quindi questa trasformazione, questa mentalità abbiamo un consiglio di amministrazione molto giovane e ci ha permesso di avere uno sviluppo molto, molto forte e importante, da questo punto di vista. Di quello che posso andare orgoglioso è
il fatto di aver trasformato comunque una società cooperativa che oggi, fattura quasi 100 milioni di euro in continua crescita, in continua espansione e aver in qualche modo dato la possibilità a tanti figure e risorse umane di esprimersi e di venire a lavorare in cooperativa e quindi nel nostro tempo creare anche quella forte fiducia, per quanto riguarda i nostri soci, Sì. la nostra base sociale insomma, e dare fiducia a chi vuole entrare a far parte di questo sistema. Quindi, insomma, stiamo rivoluzionando un po', adesso mi permetto di dire anche queste parole un po' grosse, insomma, però lo stiamo in un certo qual senso rivoluzionando, un po' il mondo agricolo sardo, perché quando abbiamo già in possesso queste 3, 4 filiere che appartengono ai proprietari che sono i soci, gli allevatori, io sono un dipendente insomma, quindi, insomma la governance, aspetterà ed ovviamente si lavora esclusivamente per i nostri soci, però stiamo implementando un modello, un'innovazione di modello, di processo che a mio avviso darà importanti frutti e una sorta di rilancio su certe filiere, che è il bovino da carne, che è il bovino da latte, piuttosto che le foraggiere o l'ortofrutta. Quindi, ma non solo, la suinicoltura, piuttosto che altre, diciamo, altre filiere. Quindi, insomma, questa innovazione che stiamo portando, esportando questo nostro sistema che è stato costruito, che ha delle basi forti, che ha delle spalle forti, quindi il ringraziamento va, in primis ai nostri soci, che ci hanno creduto anche nei momenti di difficoltà e hanno detto: "Dobbiamo andare avanti in questa direzione", perché Bravi i anche momenti loro. della cooperativa sono stati anche difficili nel Certo. passato, però hanno resistito e hanno creduto Certo. e continuano a crederci e Evidentemente però c'era una oggi grande fiducia, beh, sicuramente quindi si lavora se nella fiducia, c'è un grande team, dietro oggi insomma abbiamo migliorato tantissimo anche con l'innesto di tanti figure professionali, colleghi, insomma dal responsabile del marketing alla responsabile finanziario, all'amministrativo, dando prospettive e valorizzando tante persone che prima erano un po', in quasi nascoste o dovevano andare o Chiaro. sono andate a lavorare a Roma piuttosto che in altri ambiti. Li abbiamo riportati all'Arborea con grande orgoglio, bravi. quindi stiamo cercando ulteriori professionalità perché, insomma, più si cresce, più il coordinamento deve essere, insomma, ben organizzato. Quindi, negli ultimi 5 anni abbiamo assunto, 40, 50 figure, ecco. Quindi prevediamo fra altri 5 anni di assumerne altrettanti per lo sviluppo di queste filiere. Quindi voglio dire, questo elemento di innovazione di processo, nelle filiere sarde, io penso che fra 5, 10 anni, insomma, diventerà una bella realtà e quindi un po' il mio sogno è quello, insomma, di, al di là del nome, chiamare Cooperativa Produttori di Sardegna, quindi coinvolgere un po' più il mondo sardo, perché i nostri competitor, dico sempre, non è che arrivano, insomma, sono qui in Sardegna, quelli sono i nostri colleghi, i nostri Certo, Bravo, competitor certo, completarsi. giusto. arrivano sempre un po' dai porti di Olbia, di Porto Torres o di Cagliari, insomma, ecco. E noi dobbiamo essere pronti e bravi ad essere appetibili e in qualche modo, insomma, farci riconoscere sempre meglio dai consumatori, Chiaro. dare una innovazione di prodotto, insomma, con quelle caratteristiche che, noi abbiamo dei prodotti eccezionali in Sardegna che spesso, insomma, non siamo così bravi a valorizzare, Certo. però, insomma, Bravo. dobbiamo Guarda, Assolutamente sì. Marco, così come Andrea, adesso non siamo riusciti a descriverti tutto nel pre-puntata, quello che facciamo qui in MAB, però un altro progetto di cui andiamo molto fieri è il progetto Back to Sardinia. Antonio È un tour che stiamo facendo, adesso abbiamo fatto una tappa italiana a Milano la scorsa settimana, però stiamo girando un po' diverse città europee e saremo anche a New York in autunno, proprio perché vogliamo riportare a casa tutti quei ragazzi che hanno sentito l'esigenza di andare per presidenze lavorative o di studio fuori e che non conoscono le reali opportunità che ci sono per valutare anche di tornare a casa. Mi piacerebbe in una di queste tappe che veniste anche Marco, Sarebbe perché secondo bellissimo, me certo. sarebbe molto bello presentare a questi ragazzi
che c'è anche questa opportunità, che c'è anche questo Volentieri. settore in espansione. Mi Assolutamente. piacerebbe Molto. Anche tanto. perché quello che stiamo scoprendo, eravamo a Londra un mese fa, settimana scorsa, qualche giorno fa a Milano, centinaia di partecipanti, Sì, di ragazzi che hanno lasciato la Sardegna un po' di tempo fa, alcuni 10 anni fa, alcuni hanno costruito famiglia altrove, ma tutti sono uniti da un comune denominatore. Vorrebbero rientrare in Sardegna, ma non conoscono a fondo le opportunità perché molto spesso non gli arriva la comunicazione di una sì, Sardegna che sì, cresce, di una Sardegna che si sta sviluppando. Ma in realtà ci sono i contesti. Voi siete un grandissimo esatto. caso studio in questo, che invece si stanno crescendo, stanno espandendo, stanno credendo nel territorio, stanno Credendo nei creando valore, stanno giovani. credendo nei giovani. Questo è un messaggio che noi tendiamo in ogni modo di cercare di trasmettere, non solo attraverso i sistemi digitali come anche questo, come il podcast, ma anche andando fisicamente a incontrare queste centinaia di ragazzi che poi ci scrivono delle cose bellissime perché ritrovano la speranza di poter rientrare. Quindi è Ah, Sì, proprio un sì, sì. ponte che stiamo creando ma per molto, dare molto, valore. molto volentieri parteciperò, insomma, a queste iniziative. Abbiamo tantissime persone, insomma, formidabili, insomma, preparatissime, quindi se hanno avuto anche l'esperienza estera è un valore Esatto. Sì, ti aggiunto. portano un valore, E assolutamente. capiscono e comprendono dove poi effettivamente, insomma, siamo anche carenti e miglioriamo queste carenze per proprio andare anche ad affrontare anche nuovi mercati, perché di questo Esattamente. stiamo parlando. Quindi non vedo perché oggi ci debbano portare la carne francese o spagnola quando abbiamo Assolutamente tutto per d'accordo. poter in qualche modo produrre la nostra carne qui in Sardegna. Dobbiamo farlo però con intelligenza, con la giusta comunicazione, con la giusta innovazione di produzione, di processo, di prodotto e valorizzando i nostri prodotti che sono sicuramente eccezionali. Però dobbiamo insomma anche capire che, voglio dire, non si parla più di avere la piccola bottega piuttosto che, quindi dobbiamo essere competitivi perché poi abbiamo a che fare con Certo. multinazionali Certo. che ci portano qui prodotti a basso costo piuttosto che di anche scarsa qualità spesso, e quindi voglio dire dobbiamo cercare di far fronte comune su È vero. Noi questa strada. noi spesso diciamo: "È finita l'era dei pocos, locos in Malditos", ma è Esatto. il Sì, momento sì. delle alleanze, di Sì, sì, unirci sì, sì, e sì. di creare valore, Sì, perché sì. sappiamo farlo. Forse a volte ci siamo convinti per troppi anni o troppi decenni che eravamo quelli disuniti, eccetera. In realtà ci son tanti casi studio che stanno No, prendendo piede. Dicono il contrario. Esatto. diciamo che poi, nei tempi trascorsi 20, 30, 40 anni fa, insomma, il mondo è cambiato oggi, quindi o riusciamo a unirsi e cerchiamo di, insomma, far quadrato e quindi sviluppare le nostre economie, Certo. che è fatta di numeri, è fatta di competitività, è fatta di bravura nella comunicazione, è fatta di tante cose, mi insegnate insomma. Però, È vero. queste possibilità le abbiamo, ma sono enormi queste possibilità. Io vedo tantissima potenzialità inespressa, ma tantissima, tantissima. Quindi voglio dire, poi abbiamo il clima dalla nostra parte, l'acqua, il sole, la terra, il turismo, insomma È vero. opportunità immense. Purtroppo siamo invece a concetti di spopolamento, di giovani che Esatto. non Passa trovano troppo questo messaggio. lavoro, Sì, 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 che non è questo l'unico messaggio infatti Esattamente, da esattamente. sottolineare. sì. A me fa molto piacere, ogni volta, registrare una puntata di Management Tips, il podcast, perché andare a conoscere, poter raccontare la storia come le vostre. Siamo abituati a vedere un brand, a Sì. vedere, la comunicazione che fate, il marketing che fate. E tra l'altro vorrei farvi un elogio perché è veramente bello e d'impatto tutto quello che fate anche a livello comunicativo. Però è ancora più bello scoprire la mentalità, i valori, la filosofia che c'è dietro le aziende, partendo da chi la dirige nel tuo ruolo, ma anche ovviamente tutte le persone che hai al tuo fianco, i manager e i collaboratori. Aggiungo questa cosa del marketing dove abbiamo fatto un restyling molto, molto importante, fatto proprio con le professionalità che abbiamo acquisito, in cui insomma la dottoressa Pinna è qui presente, con Rosso Pregio, Primo Verde e Meridoro. Abbiamo fatto un gran lavoro, insomma, importante di visibilità anche del restyling del marchio, insomma, abbastanza vecchiotto, obsoleto per certi versi, per comunicare un qualcosa di innovativo e nuovo, ecco. Quindi Giusto.
Quindi insomma non è stato un lavoro semplice perché ci occupiamo di carne, di produzione, di lavorazione della carne, ci occupiamo di ortofrutta, ci occupiamo di servizi, ci occupiamo di mangimifici, ci occupiamo di amministrazione, quindi è molto diversificata, ma questa diversificazione molti la vedono un punto di debolezza perché non riusciamo magari a io lo vedo un gran punto di forza perché riusciamo in qualche modo a sviluppare le filiere non solo in senso verticale ma anche Certo. orizzontale Certo. e quindi le sinergie anche tra i vari settori che ci possono essere sono sinergie formidabili, grandiose, per opportunità economiche, per riduzione di costi, per sviluppo delle stesse, diciamo attività. Quindi, noi non vediamo, diciamo, laddove c'è un problema per noi deve diventare una risorsa. Ecco, quindi, Esatto. anche ne abbiamo un esempio adesso sugli scarti dell'ortofrutta dove li trasformeremo in, prodotti secchi, ad esempio parliamo delle patate piuttosto che delle carote per l'alimentazione animale. Ecco che quindi prima un problema lo scarto, dove lo mandiamo, dove lo smaltiamo, cosa facciamo, cosa non facciamo. Oggi, che ovviamente è uno scarto per vizi di forma, di colore, di taglio del tubero, patata piuttosto che della carota, quindi assolutissimamente commestibile anche dal punto di vista umano, ma per logica ovviamente di qualità non possiamo mettere all'interno del nostro, diciamo, confezionato, quindi lo stiamo valorizzando per cercare di insomma, un ottimo alimento per gli animali. Quindi dai tetti dove produciamo il discorso alleviamo gli animali, abbiamo fatto un parecchio, diciamo, sull'efficientamento energetico, investendo sul fotovoltaico che alimentano quindi in autoconsumo tutte le linee produttive. Sono tantissimi Certo. casi, non sono qui però effettivamente questa trasversalità ha dato un gran valore aggiunto allo sviluppo di questa cooperativa e la forza delle varie filiere che si intersecano le rende ancora più forti. Certo, ma chi ha la mentalità di generare valore poi riesce a creare valore Certo, ovunque, sì, anche sì. da quelle che sembrano apparenti problematiche ne trasformi in Sì. un'opportunità. Complimenti. Assolutamente. Mi piace molto in tutto ciò che hai raccontato in questa puntata, Marco, è che mi arriva tanto il valore del noi a discapito del io. Credo che sia qualcosa che tu, col tuo impegno stai cercando di divulgare tra le tue parole, se uno è attento lo Eh sì, legge in modo assolutamente. importante. Ma l'io non esiste. No, cioè la questione è che, ripeto, l'io oggi non esiste, non si può fare impresa io e basta. Io con gli altri o gli altri con me. Quindi la crescita anche in cooperativa l'abbiamo avuto in questa società proprio perché abbiamo avuto l'innesto di tante figure, valorizzate nel maniera giusta, che stanno dando un grandissimo contributo. Quindi io sono un 150° perché siamo circa 150 dipendenti, giusto per fare un numero, poi ci sono, insomma tante aziende, collaterali, quindi sarebbe giusto anche dividere. Però adesso per fare un esempio, io sono uno dei 150, ecco, quindi voglio dire, questa è la situazione più vincente penso per ogni impresa, azienda Certo, insomma e certo. poi Sta insomma passando un grande messaggio e veramente tu lo rappresenti appieno. Complimenti. Assolutamente. Siamo arrivati a quel momento della puntata dove, bene, Marco, prendiamo il manuale Management Tips e vediamo quale tip viene fuori, così la commentiamo va insieme. bene. Vai, vediamo un A po' a cosa ti apro capita. apro io? Vai. Non lo so. Non Non si si può. può fare. Non Vai, si può leggici fare. tu il pensiero, tanto è uno di quelli brevi. Un collaboratore che malgrado tutti i tuoi interventi e sforzi per formarlo in termini di competenze e mentalità, continua ad avere come primo approccio alle cose da fare o alle tue intuizioni la risposta automatica e cronica non si può fare. È un collaboratore che devi aiutare a trovare lavoro in un'altra azienda. Lo stesso vale per chi ha un approccio mediocre di fronte a errori o è superficiale. Non servono geni per vincere nel business, serve gente che non lascia le cose a metà e che non abbia in testa il perenne non si può fare. Non vincerai mai. La guerra che già esiste all'esterno dell'azienda, mercato, burocrazia, concorrenza
eccetera, finché ti troverai a spendere tutte le energie per combattere all'interno dell'azienda. Che ne Questo pensi? questo qui, sì, 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 assolutamente, son concetti Poi magari non so, a te non è mai fondamentali. No, capitato, no, no, di trovare no, no, qualcuno così. allora Se sei diciamo fortunato non ti sì, capita. no, capita, è capitato a tutti. È una questione anche culturale, di metodica. Ora il non si può fare, bisogna capire il perché non si può fare. Si possono dare delle soluzioni. È chiaro Certo. che se da queste soluzioni continuano a A trovare creare altri non si può problemi. fare, non si può fare, allora è il caso, voglio dire, che qua insomma c'è qualcosa, un approccio un po' così non costruttivo. Quindi mi capitano anche spesso, il non si può fare, però devo dire anche che trovando altre soluzioni, vanno un po' insomma si riesce a risolvere il problema, e quindi, fondamentalmente insomma cerchiamo persone che, da un problema me lo risolvi, non mi diano 3 soluzioni, no, come Il si suol contrario. dire, non il contrario, perché poi alla fine insomma se Anche no perché in tutto quello che ci hai diventiamo raccontato, ecco, uno eh, potrebbe trovare facile la tendenza a vedere solo la difficoltà, però mi pare di percepire che voi volete vedere tutto quello che invece è possibile costruire. sì, 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 no, noi cerchiamo perlomeno di, come ho detto all'inizio, di coinvolgere tutti, perché poi fondamentalmente è ascoltare tutti. È un lavoro di squadra, un lavoro di Certo. team, continuo a dire, che lo sviluppo e la crescita di questa cooperativa, che grazie ai soci, 1 che ci credono, ci hanno creduto, 2 a tutti quanti, i dipendenti, di cui me compreso valiamo uno dei tanti dipendenti. Certo. Quindi voglio dire, la forza della nostra società è questa. Forse è proprio la forza del si può fare, la Si può vostra. Credo fare, proprio esatto. infatti che sia il contrario. Ci lasciamo come sempre Sì, svelando la tua tip personale, Marco, quella che hai portato per sì, noi. la leggo. Vai. Sì, Non ci può essere impresa se non si investe in capitale umano. Insomma, neanche a farla apposta Eh in te, sì. ma non sono frasi fatte, nel senso che sicuramente sono di quelle frasi che molti imprenditori avranno anche in qualche modo già dette, insomma, però è reale, è vero. Ecco, torniamo ai discorsi che abbiamo fatto fino adesso, ecco. è Quindi vero. il capitale umano è essenziale, insomma, fondamentale per lo sviluppo dell'azienda. L'ascolto, la valorizzazione, la formazione, noi investiamo molto anche in formazione, e qualsiasi persona che ci chieda, anche il giardiniere che vuol fare il corso di computer su Word o Excel per imparare, insomma, Certo. Office e quant'altro, io personalmente lo accolgo sempre come, con grande favore, con grande entusiasmo, perché mi fa capire intanto che vuol crescere. Certo. Da lì insomma è una persona che poi cresce, cresce l'azienda, fa crescere l'azienda, cresce l'azienda, fa crescere il dipendente. Insomma è una simbiosi mutualistica, il crescere di uno cresce anche l'altro, quindi sono insomma cose che un manager, queste come voi, ho visto, e quindi voglio dire, conosco meglio adesso anche la vostra realtà, la vostra società, a cui mi ha particolarmente sorpreso, ecco, non Grazie. pensavo di trovare questi ambienti che mi hanno fatto vedere, descritto, l'accoglimento anche dei bambini, insomma, per aiutare il lavoro dei genitori che lavorano qui, piuttosto che gli incontri, insomma, queste iniziative anche sulla formazione amministrativa, insomma, è un'impresa avanti, è una società avanti, quindi Grazie Grazie mille. Marco. i miei complimenti a voi, a Mabecco. Grazie Grazie, mille. complimenti anche a voi. Quindi ringraziamo ancora Marco Petterle, che a questo punto vedrete anche in qualche tappa del tour di Certo. Back to Sardinia insieme a noi, ormai ha accettato l'invito. Grazie Marco, Volentieri, ti aspettiamo grazie a voi. insomma che torni di nuovo a trovarci. Va benissimo, Ciao a grazie, tutti. Ciao, grazie a ciao a voi. tutti. Ciao a tutti, Grazie. ciao.